ragazzi, buon Santo Stefano. Questo è l'ingresso del bosco di Capodimonte. Sto facendo una bella corsetta stamattina e volevo approfittare comunque di farvi un video. Aiù, ma avete mangiato capitona? Vabbè, io lo so, non è una cosa che si mangia da tutte le parti. Capitona, baccalà. Aiù, mi sono mangiato questa pastiera. Colgo l'occasione per ringraziare la mia amica napoletana doc, la mia amica Sonia, che mi ha omaggiato di una pastiera che era finurum. Grazie Sonia. Ragazzi, il bosco di Capodimonte è un luogo di benessere, perché c'è tantissimo verde e niente, si può passeggiare, si può fare sport. Ragazzi, ovviamente sempre con la mia tenuta urbex Puglia, perché quando vengo a Napoli non si può mai sapere che può capitare magari di esplorare qualche posto. E niente ragazzi, io continuo la mia corsetta. Natale ormai è già un ricordo e niente, ci prepariamo per un altro cenone e quindi dobbiamo fare sport. Ragazzi, qui è bellissimo, vi consiglio per chi è di Napoli ovviamente lo sa, ma per chi non è di Napoli vi consiglio di venire a vedere il bosco di Capodimonte. Ciao, wagyu, e quando ci vo, mi raccomando,